1978-2018, 40 anni di storia del Motoclub Gonnesa, che è riuscito a segnare profondamente anche la stessa storia del motociclismo in Sardegna. Motocross, enduro, motorelli, mototurismo e trial sono stati espressi a ottimo livello in 150 manifestazioni che hanno visto presenze titolate anche di livello internazionale. Il segreto di questa energia deriva da un modello di gruppo organizzativo che ancora oggi resiste nel tempo e costituisce un esempio di costanza ed efficienza. Sì, la mia storia è piuttosto lunga, perché purtroppo, tra virgolette, è stata anche come pilota abbastanza corta, perché ho corso solo qualche anno, perché poi quando è subentrato appunto l'impianto nel 78 sono subentrate anche le responsabilità e di conseguenza poi mi sono più dedicato all'organizzazione che più a fare le manifestazioni, e nell'arco di questi anni abbiamo appunto avuto il sostegno di molte strutture e aziende che hanno collaborato con noi, oltre chiaramente il comune è sempre disposto a darci una mano. Le aziende sono praticamente Troni, la Lai Automobile, InnoLiving e la UFO Plastic per quanto riguarda l'abbigliamento dei piloti, eccetera, e tante altre che adesso non sto a elencare perché sono stati veramente, e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti qua. La storia continua domenica 4 novembre. L'Arena Cross di Gonnesa sarà teatro della 7ª prova del campionato sardo di motocross, un recupero della manifestazione che si doveva disputare nel mese di giugno scorso a Terralba. Alla gara sono ammesse le categorie dei minicross 65 e 85 cm3, quelle delle 125 e le cilindrate superiori MX1 ed MX2. Al momento il campionato si presenta aperto, essendoci ancora 2 prove da disputare a Siniscola ed Arzachena. Pertanto lo spettacolo sarà assicurato soprattutto nelle categorie maggiori, i cui piloti risultano i più agguerriti. Tra tutti nella MX2 spiccano il gallurese Gabriele Sanna, il gonesino Paolo Azzara e lo smeraldino Bruno Sezzi. Così come conferma ai nostri microfoni il responsabile del Motoclub Gonnesa, Chicco Casti. Sanna Gabriele del Motoclub Padru, della MX2, che è quello che praticamente stava un po' dominando tutte le prove che sono venute, contrastato in maniera alterna da qualche altro pilota, tra cui anche il nostro Azzara Paolo, che purtroppo domenica non sarà presente in quanto non è riuscito a sistemare la moto, che ha avuto un grosso guaio al motore. Poi nelle altre categorie ci sono i vari ragazzi che anche fra i mini 65-85 saranno presenti un 25-30 bambini che daranno certamente spettacolo. Nella MX1 saranno invece protagonisti l'algherese Marco Barria, il gallurese Mauro Soggio e l'oristanese di Riola Sardo Simone Picciau, con la presenza anche di Claudio Massa e Patrick Porcu, portacolori del sodalizio gonesino, mentre sarà assente per infortunio il pluricampione algherese Alberto Spanu. Nel tradizionale e famoso impianto del Sulcis, che si sviluppa in spettacolari sali e scendi articolati da voli mozzafiato, ci sarà anche la categoria 125 cm3 2 tempi, dominata dai piloti di casa MCM Gonnesa, tra cui Loris Muscas, Stefano Ebau e dal giovane emergente Emiliano De Risi, che ha ben figurato nel campionato italiano 2018. In chiusura d'intervista facciamo un appello a tutti i tifosi di questo sport meraviglioso. Sì, diciamo che praticamente, innanzitutto l'ingresso è gratuito, non facciamo pagare il biglietto anche questa volta, vogliamo promuovere questa attività che riteniamo bellissima anche se abbastanza complessa, quindi piove o non piove lo spettacolo sarà assicurato, e i saliscendi del crossodromo, l'Arena Cross di Gonnesa, sono indiscussamente fra i migliori che ci sono nella regione. Grazie Chicco Casti, appuntamento a domenica.